Ma voi sapete come noi camionisti facciamo dormire al caldo durante l'inverno? Senza tenere il motore del camion acceso e senza le coperte della nonna? Seguimi e guarda questo video fino alla fine. Tanti si immaginano che durante la notte noi camionisti dormiamo al freddo, ma non è proprio così. Nei camion moderni c'è qualcosa di studiato apposta che ti fa dormire al caldo anche a motore spento. Imposti la temperatura che vuoi e lui lavora in silenzio tutta la notte. Quello di cui vi sto parlando è il famoso Webasto. È un riscaldatore che serve proprio per tenere il camion al caldo quando il motore è spento. E com'è che fa a scaldare? Semplice. Aspira un po' di gasolio dal serbatoio del camion e lo brucia in una piccola camera di combustione dove da lì esce aria calda che quindi poi scalda la cabina. Ce ne sono di due tipi, quello ad aria che scalda solo l'interno e quello ad acqua che riscalda anche il liquido del motore, così quando lo accendi la mattina non ti trovi il blocco di ghiaccio. E la cosa bella è che consuma pochissimo, in una notte intera ti va via meno di 1 litro di gasolio. Per farlo funzionare non è molto difficile, basta cliccare qua su questo tasto che vedete con le frecce, cliccate qua e poi impostate la temperatura che desiderate. Più semplice di così. E vi dico la verità, a me dormire così piace un sacco. Fuori magari ci sono 5 gradi sotto lo zero, senti il vento, la pioggia che cade, ma dentro il camion con il Webasto acceso si sta da Dio. È una sensazione che solo chi vive la cabina può capire. Regoli la temperatura, ti chiudi dentro e ti godi il silenzio. E c'è ancora chi oggi pensa che noi dormiamo al freddo. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io adesso vado a letto, notte. Ah, che ben che sboro.